Sono morto, ho visto l'aldilà e sono tornato in vita. Salve a tutti carissimi, oggi voglio raccontarvi di una persona che è stata fucilata, ha visto l'aldilà e improvvisamente è ritornata a vivere e che nel corso della sua vita ha avuto modo di incontrare anche Padre Pio. Leggiamo la sua testimonianza. Ho incontrato Padre Pio nel 1955 e senza aver chiesto niente, lui mi ha preso come un figlio spirituale e mi ha detto: «Tu sei il figlio del mio cuore e ti prometto assistenza sempre e dovunque». Ha ripetuto 2 volte queste parole. Poi, in ogni momento eccezionale della mia vita, ricevevo sempre una cartolina mandata dal superiore stampata: «Padre Pio, prega secondo le tue intenzioni, prega». Ed aveva sempre 2 righe scritte a mano. Per esempio, un giorno quando facevo il militare, perché in Francia noi preti facciamo il militare, sono andato in Algeria. La guerra è in Algeria e Padre Pio mi aveva avvertito, diciamo, con questa cartolina. Un giorno Padre Pio mi mandò un'altra cartolina stampata così e con 2 righe: «La vita è una lotta, ma essa conduce alla luce». Lotta e luce sottolineati. Un giorno, o meglio una sera, un comando del Fronte di Liberazione Nazionale d'Algeria attaccò il nostro villaggio e presto io fui preso e mi misero davanti ad una porta insieme ad altri 5 militari e là fummo fucilati. Immediatamente io feci l'esperienza strana della decorporazione. Vidi il mio corpo accanto a me, steso, sanguinante, in mezzo ai miei compagni militari, essi pure uccisi, e cominciai un'ascensione curiosa, una sorta di tunnel, e poi d'un tratto ho pensato alla mia famiglia. Subito mi son trovato nella stanza dei miei genitori e là ho tentato di parlare loro, ma essi dormivano, non hanno sentito niente. Ma ho visto, visitando l'appartamento, che un mobile è stato cambiato di posto. Dopo qualche giorno ho scritto a mia madre e ho chiesto: «Perché hai fatto questo cambio del mobile?» E lei mi ha risposto: «Ma come hai fatto a sapere questo?» E così io salivo dentro questa sorte di tunnel e ho pensato a Padre Pio XII ed ho visto anche lui. Subito mi son trovato in camera sua, abbiamo parlato telepaticamente. Poi ho continuato la mia ascesa fino al momento in cui mi sono ritrovato in un paesaggio meraviglioso, avvolto da una luce azzurra e dolce. Non c'era il sole, ma in quel momento ho pensato a questa parola dell'Apocalisse: «Il Signore è la loro lampada». Là vidi migliaia di persone, tutte sui 30 anni, e notavo quella donna che era morta a 80 anni ed ora aveva 30 anni. Questa qui che aveva 2 anni, anch'essa aveva 30 anni. Ed ho visto parecchie persone che conoscevo. Lasciai in quel momento questo paradiso pieno di fiori straordinari e sconosciuti da me, e là perdetti la mia natura di uomo e divenni come una goccia di luce. In quel momento si è impresso nella mia mente: tu sei una goccia di luce come emanazione della luce divina. E ho visto migliaia di gocce di luce. Questa era San Pietro, quella era San Paolo, quella era San Giovanni, quella era quel tal santo e quel tal altro. Lasciai questo livello, sono andato ancora più su e qui, con commozione che si capisce bene, ho visto la Beata Vergine Maria, meravigliosamente bella, nel suo vestito di luce, che mi ha accolto con un sorriso straordinario, mi ha abbracciato e baciato. Dietro di lei c'era Gesù, che ha fatto la stessa cosa. Poi
una zona di luce. Pensavo fosse il padre e là sentii il soddisfacimento di tutto quello che potessi desiderare. Io conobbi qui la felicità perfetta, come una certa esperienza dell'eternità. Poi bruscamente mi sono ritrovato con il naso nella polvere e mi ritrovai in terra completamente sbalordito, ma in mezzo ai miei compagni. Essi erano veramente morti. Mi sono reso conto che la porta davanti alla quale mi trovavo era crivellata di pallottole che mi avevano attraversato il corpo, perché mi sono accorto che la mia veste era piena di buchi, avanti e indietro, ed il mio petto era pieno di sangue, ma sangue mezzo rinsecchito, un po' vischioso. Dunque erano passate 2 o 3 ore, il mio dorso uguale. Ho tolto questa veste e sono andato dal comandante dall'altra parte. Ho cercato i buchi nella mia carne, ma non ho trovato niente. Sono intatto, ma queste pallottole sono entrate nella veste e sono uscite dietro e si sono conficcate nella porta che stava dietro a me. Il comandante allora in quel momento ha gridato: "Ma sei un miracolato!" E io ho detto: Forse sì." Parecchie settimane dopo sono andato da Padre Pio, perché questa esperienza mi ha molto marcato, senza dubbio, ed ho visto quindi Padre Pio nel salotto di San Francesco e lui, come al solito, mi ha fatto un segno di amicizia, poi mi ha detto soltanto questo: tu, figliolino mio, quanto mi hai fatto correre, ma ciò che hai visto era tanto bello." Questo prima che io gli raccontassi qualsiasi cosa, perché lui mi aveva avvertito prima. Allora si comprende che io ora non ho più paura della morte, perché so cosa c'è dall'altra parte. Padre Pio mi aveva fatto la promessa di assistermi, sempre mi ha assistito, qua ed anche adesso sempre, perché ho fatto 6 anni e mezzo come confessore nella basilica di Montmartre e tante volte lui parlava tramite me, tramite bocca mia. Io mi sentivo parlare e dicevo a me stesso: ciò che dice è bellissimo. Una volta un'italiana è venuta a confessarsi e lei aveva già conosciuto Padre Pio e Padre Pio ha parlato attraverso di me col suo timbro di voce. Lei si è messa a gridare: "Ma questa è la voce di Padre Pio, è la voce del Padre." È uscita dal confessionale gridando in basilica: "Qua dentro c'è Padre Pio nel confessionale." 2 ore dopo il cardinale lo sapeva e questo è un fatto un po' strano.